Ciao Gaia, noi abbiamo appena guardato lo spettacolo I Cinque Malfatti che abbiamo scelto perché amiamo molto l'Alemannia e ci piace molto il suo libro, quindi volevamo vedere com'era la trasposizione teatrale. Ci è piaciuta moltissimo, a me personalmente è piaciuta tanto la scenografia e ho trovato simpaticissima l'idea di Superman e ho trovato spassosissimo alla fine le scene tagliate. E sentiamo i bimbi cosa hanno da dire. Vittoria. Gaia, è bellissimo il film, l'abbiamo guardato insieme alla mamma, è bello, bello. Cos'è che ti è piaciuto molto? Tutto. Tutto? E anche quando è arrivato Batman. Batman? Era Superman. E Cesare, tu? A te è piaciuto? Buon compleanno, Gaia. Non è il compleanno di Gaia. A te è piaciuto lo spettacolo? Sì. Cos'è che ti è piaciuto di più? E ha detto Superman. Che Superman ha detto grazie di aver scelto me invece di Batman. Quello ti ha fatto ridere. Quindi, promosso! Ciao, mi chiamo Daniele Tarenzi e il mio blog è papaimperfetto.it. Quando ho scoperto l'iniziativa del Teatro Stabile del Veneto Famiglie Connesse, ovviamente in quanto padre e in quanto appassionato di teatro, non ho potuto che essere incuriosito. Sono spettacoli per loro, sono spettacoli coinvolgenti, belli. Abbiamo visto gli ultimi due che sono stati pubblicati e in particolare Pollicina ha colpito molto le mie figlie, Benedetta e Carolina. Quindi è un buon modo magari per restare connessi, appunto, però in maniera intelligente, facendo vedere qualcosa di bello, di utile e di stimolante per la loro fantasia e la loro crescita. Piuttosto che magari qualcos'altro, io vi consiglio questa bellissima iniziativa del Teatro Stabile del Veneto. E sia Benedetta che Carolina erano molto entusiaste. Ciao, sono Eliana, sono la mamma di due bambini, sono di Alessandro e di Isabella. Con Isabella, che è un po' più grande, amiamo molto il teatro e abbiamo partecipato ad un corso di teatro al Teatro Verdi di Padova. E quando poi, causa la tragedia Covid, è stato tutto sospeso, è stato un po' uno shock. Ovviamente sono stati sospesi tutti i loro spettacoli, ma sono partiti subito con una stagione sul sofà, all'interno della quale c'è l'iniziativa Famiglie Connesse. Con Isabella ci siamo subito incuriosite, ovviamente, e siamo subito andate a sbirciare per vedere se riuscivano effettivamente a trasportare l'emozione del teatro effettivamente nella nostra casa. E niente, io consiglio a tutti quanti vivamente di andare comunque a guardare i loro spettacoli, primo perché bisogna sostenere assolutamente il teatro, che in questo momento comunque è fermo, ma in realtà no, perché grazie appunto all'avvento della tecnologia, YouTube e social riescono comunque ad essere vivi e attivi. Noi abbiamo apprezzato tantissimo i loro spettacoli, le loro favole della buonanotte, è stata proprio una coccola per l'anima che ci voleva. E niente, ricordo l'ultima che abbiamo visto, che è stata quella che abbiamo visto ieri, fatta appunto dalla compagnia Stivalaccio, dei Cinque Malfatti, tratta appunto dal libro, uno dei nostri preferiti, di Beatrice Alemagna, I Cinque Malfatti. E quindi evviva il teatro e